Veneto dichiara lo stato di pericolosità per incendi, allerta massima anche nel veneziano, soprattutto a Pellestrina e nelle pinete del litorale, pompieri veneziani nell'incubo calabro. È morto a 73 anni il fondatore di Emergency, Gino Strada. Si trovava in Normandia ma aveva casa a Venezia, dove era rimasto fino a domenica. A Marghera aveva poi aperto un ambulatorio per tutti, il commosso ricordo degli amici. Dramma a Porto Santa Margherita, 28enne vicentino annega mentre fa il bagno con il padre. Il giovane era affetto da autismo. Sta lottando per la vita la ragazza sedicenne rimasta coinvolta in un drammatico incidente con il barchino in laguna nella serata di ieri. Si trova in rianimazione, indaga la capitaneria di Chioggia. Notte da incubo per 4 diciottenni rapinati da 2 uomini con la mascherina e il cappellino mentre aspettavano il taxi. Indagano i carabinieri, il sindaco Zoggia. Spero nella cattura in una condanna esemplare. Mose, voci insistenti danno per imminenti la rimozione dall'incarico di Cinzia Zincone, provveditore alle opere pubbliche. Lei replica: non ne so nulla ma sono stupita. Caorle non rinuncia ai tradizionali fuochi d'artificio, spettacolo pirotecnico a prova di Covid dalla spiaggia di Levante. Per accedere all'area della Sacchetta si servirà del Green Pass. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Temperature record nei giorni di Lucifero, con il Dipartimento della Protezione Civile che ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi in buona parte del territorio, e sono una quarantina i pompieri veneti che stanno operando nella Calabria in fiamme. È uno stato di grave pericolosità, significa, per incendi anche nel nostro territorio, significa che i destinatari hanno una sorta di allerta che serve per cominciare a mettere in atto tutti i dispositivi che poi ci permetteranno, nel momento in cui la grave pericolosità dovesse diventare un'allerta vera e propria o addirittura un allarme o uno stato d'emergenza, per poi attivare tutte le procedure necessarie. Il bollettino è stato diramato poco prima di mezzogiorno e arriva nelle ore in cui anche il Veneto sta facendo i conti con l'anticiclone Lucifero. La direzione della Protezione Civile della Regione del Veneto ha dichiarato quindi lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per i territori comunali a rischio della regione, che si trovano nelle province di Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza. Nel veneziano particolare attenzione a Pellestrina e le pinete come quella di Eraclea. Allerta ma non allarme, come chiariscono i vigili del fuoco della centrale operativa del comando provinciale di Venezia. Accanto a noi, proprio nella sala adiacente, c'è una sala che chiamiamo sala emergenze, che è quella che apriamo nel momento in cui il numero di telefonate diventa eccessivo da gestire e quindi si rende necessario dividere i flussi tra emergenze, tra ricezione della telefonata e gestione delle squadre. La sala in questo momento è chiusa, emergenze non ne abbiamo. L'emergenza, quella vera, ora è fuori regione, in Calabria soprattutto, dove si trovano ben 41 vigili del fuoco partiti da tutti i distaccamenti del Veneto. La colonna mobile Veneto è stata indirizzata in Calabria, nelle province di Crotone inizialmente e successivamente un secondo contingente nelle province di Catanzaro e di Reggio. Il grosso del nostro contingente è dalle parti dell'Aspromonte. Ci dicono che stanno lavorando in coordinamento con altre colonne mobili che provengono dalla regione toscana. Per agosto di massimo impegno dunque per i pompieri veneti, pronti a intervenire in caso di necessità anche sulle arterie stradali della regione, a loro volta monitorate 24 ore su 24. E potrebbe esserci proprio il caldo tra le cause del decesso di un uomo ieri sulla spiaggia libera degli Alberoni al Lido di Venezia. Si tratta di un cuoco di Maerne, di Martellago. Sarà l'autopsia a dover fare chiarezza sulle cause della morte di Alessandro Silvestri, deceduto giovedì nel tardo pomeriggio mentre stava facendo il bagno in mare davanti alla spiaggia libera degli Alberoni al Lido di Venezia. L'uomo, 51 anni, residente a Maerne, era molto conosciuto in terraferma anche per aver gestito l'agriturismo a delle Rondini con la famiglia. Cuoco di professione, era arrivato al Lido per trascorrere qualche ora al mare. Era un nuotatore esperto, ma invece proprio il mare gli è stato fatale. Il decesso è avvenuto per annegamento, ma tra le possibili concause di questa tragedia ci potrebbe essere anche il caldo opprimente di questi giorni. Ad accorgersi di quanto era successo, alcuni bagnanti che transitando in spiaggia hanno notato un corpo immobile che affiorava dall'acqua. Subito è scattato l'allarme, sono stati allertati i soccorsi, il bagnino di salvataggio, il 118, che però non hanno potuto fare nulla. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti i carabinieri dell'isola.
E temperature altissime anche per tutta la giornata di oggi a Mestre. In diversi hanno cercato un po' di frescura nei centri commerciali. Dentro sì, fuori no, sto sicuro. Caldo, noi veniamo dalla montagna, dalla Carnia, siamo tornati ieri e indubbiamente molto più caldo qui. Si sente la differenza? Si sente molto la differenza, sì. Sì, è caldo, sì, anche troppo. Anche troppo. It's very hot. Very hot. Yes. Too hot? No, not too hot. Il giorno più caldo dell'anno, almeno stando alle statistiche, ai vari bollettini, Lucifero che colpisce duro anche in Veneto. Chi può va al mare o in montagna meglio ancora, chi non può cerca refrigerio al centro commerciale. Provate un po' di refrigerio? Sì, sta bene dentro. Sarebbe da rimanere là un po' di più. Sì, però si fa anche altre cose. Com'è lavorare con questo caldo? È abbastanza fastidioso, grazie. Arrivano le ferie e non arrivano? Arrivano, prima o poi arrivano per tutti. Com'è lavorare in cravatta nel giorno più caldo dell'anno? Normale, cioè come tutti gli altri giorni, semplicemente è più faticoso, però comunque all'interno c'è aria condizionata, quindi si sta abbastanza bene. È sempre stato caldo, passa. Lei sta bene? Sì, basta sudare, se sudi secondo me è una pentola a pressione. Quando fa butti fuori, diciamo, la pressione, una pentola quando si apre la valvolina e butta fuori, non aumenta mai la temperatura interna. Questo è il suo segreto? No, il segreto è così per tutti, chi suda sta sempre bene, è un po' appiccicoso ma si sta bene. Vorrei vivere in Alto Adige. È morto all'età di 73 anni il fondatore di Emergency. Gino Strada si trovava in Normandia per qualche giorno di vacanza, ma aveva casa a Venezia dove era rimasto fino a domenica. Marghera aveva aperto un ambulatorio per tutti, il commosso ricordo degli amici. A Venezia ha trascorso gli ultimi giorni della sua vita. Fino a domenica è rimasto nella sua casa in centro storico. La morte ha colto di sorpresa Gino Strada, scomparso oggi all'età di 73 anni, medico e fondatore di Emergency, mentre si trovava a trascorrere qualche giorno di vacanza in Normandia. A rivelarlo è stata l'amica e volontaria Mara Rumiz, ex assessore alla cultura a Venezia, che però, da noi raggiunta telefonicamente in Sardegna, non se l'è sentita di parlare, ancora incerta se mettersi in viaggio verso Milano o la Normandia per tributare a Gino l'ultimo abbraccio. Oltre ad avere casa in laguna, Strada aveva aperto a Marghera un ambulatorio per aiutare gratuitamente anche i malati senza diritti. Lo racconta lo scrittore e sociologo Gianfranco Bettin, già sindaco di Mestre ed ex presidente della municipalità di Marghera, ora consigliere comunale a Venezia. A Marghera Emergency ha aperto un poliambulatorio a cui si rivolgono tutti coloro che hanno bisogno, indipendentemente dalla loro condizione sociale. Spesso sono i più poveri, italiani o non italiani, che ci vanno, e dalla loro condizione formale, che abbiano documenti o no. Accoglie e protegge tutti Emergency, qui e in tutto il mondo. Alla Giudecca c'è una grande sede dove forse nascerà anche un museo delle vittime di guerra. Il ricordo di amici e volontari. Venezia era una città che lui amava, che lui ha amato molto. Oggi ci lascia una eredità molto importante, un'eredità di lavoro, di coerenza e di umanità, che siamo sicuri, ci impegneremo il più possibile a portare avanti, sempre nel nome dell'aiuto alle persone in stato di bisogno in ogni parte del mondo. E tra i primi a commentare la scomparsa di Strada c'è stato anche il governatore Luca Zaia. Abbiamo perso una persona assolutamente motivata nel fare della sua vita una vera missione nella cura dei più deboli e nel contrasto alle fragilità sociali, scrive in una nota. Lo spessore del suo impegno umanitario ne ha fatto un personaggio del mondo intero, ma ci piace ricordarlo anche come parte della nostra comunità veneta, colui che ha scelto Venezia come residenza e come sede di alcune importanti attività della sua organizzazione. Ho avuto la fortuna
fortuna e il piacere di conoscerlo e incontrarlo più volte, aggiunge Zaia. L'ultima volta eravamo già in piena pandemia, non posso dimenticare come l'ho trovato provato e coinvolto emotivamente per quanto il contagio stava producendo sui più deboli e sulle categorie più fragili. Con lui, la cui organizzazione Ambulatori Medici a Marghera, abbiamo anche avuto modo di mettere in campo alcune iniziative per assicurare corrette possibilità di cura anche agli emarginati. Gino Strada lascia un segno nella storia, conclude Zaia, come medico e come modello dell'uomo pronto ad impegnarsi e non risparmiarsi in prima persona per quello in cui crede. Dramma a Caorle, un vicentino di 28 anni annega mentre fa il bagno con il padre, inutili i tentativi di rianimarlo. Una tragedia sul litorale, un vicentino 28enne, Antonio Menna, affetto da autismo e residente in centro a Vicenza, sarebbe annegato mentre faceva il bagno insieme al padre. Tutto è successo ieri sera attorno alle 21 a Porto Santa Margherita a Caorle, al piazzale Portesin. Il giovane, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, era in vacanza sul litorale. Il padre lo avrebbe perso di vista un momento, probabilmente il tempo di nuotare qualche minuto, e una volta riemerso lo avrebbe ritrovato riverso a faccia in giù in acqua, privo di conoscenza. Di lì lo avrebbe riportato a riva con l'aiuto di un passante per effettuare le prime manovre per rianimarlo, nell'attesa dell'arrivo dei sanitari che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono arrivati i carabinieri per le indagini di rito. Drammatico incidente nautico in laguna giovedì sera tra l'oasi di Caromane e Pellestrina. Una ragazzina di 16 anni è stata operata nella notte d'urgenza e ora si trova in rianimazione. Le indagini sono condotte dalla Capitaneria di Chioggia. C'è una ragazzina di 16 anni gravissima operata nella notte d'urgenza per un importante trauma cranico e quindi ricoverata all'ospedale Arangelo di Mestre in rianimazione, in prognosi riservata, nel bilancio del drammatico incidente in laguna avvenuto giovedì sera tra le ore 19 e le 20 nell'area tra Caromane e Pellestrina a Venezia. Dei rilievi si sta ora occupando la Capitaneria di Porto di Chioggia, che a bordo di un gommone con medico è riuscita a soccorrere la giovane. Ferito anche un altro ragazzo, per fortuna in modo più lieve, che dopo una prima visita all'Angelo è stato dirottato all'ospedale di Chioggia. Ancora frammentaria la ricostruzione dell'incidente nautico. Pare che dopo uno scontro tra due barchini, uno di questi, dove la ragazza era a bordo come passeggera, si sia schiantato contro una bricola. Una drammatica piaga, quello degli incidenti in laguna, che impone una profonda riflessione. Richiama l'attenzione ad un problema più generale che spesso succede in estate di manovre pericolose, difficoltà e ahimè incidenti che riguardano veloci barchini a motore. Si pone una riflessione doverosa sulla sicurezza generale in laguna. Capitaneria di Porto, SUEM per le emergenze stanno facendo un lavoro capillare. Ci vuole, dice il capitano Ferruccio Falconi, la formazione per i ragazzi. Il ragionamento va sulla formazione, va sulla scuola. Venezia e i comuni della Gronda lagunare, Chioggia, Mira e il Cavallino Tre Porti, sono dei comuni sull'acqua, dove i giovani usano e fanno bene l'acqua, ma vi è la necessità assoluta di una cultura della sicurezza e una cultura della navigazione. Notte da incubo per 4 diciottenni rapinati da 2 uomini mentre aspettavano il taxi, indagano i carabinieri. Minacce, spintoni e poi un pugno sferrato all'improvviso in pieno volto ad un diciottenne. È finita nel peggior dei modi la serata di festa all'insegna del divertimento per 4 ragazzi una volta usciti da un locale di Jesolo. Gli amici, tutti diciottenni, sono stati minacciati e rapinati mentre attendevano in strada l'arrivo di un taxi per tornare in hotel. L'aggressione è accaduta in piena notte in via John Lennon, a poca distanza dallo Yerbas, il ristorante con musica che fa parte del complesso della discoteca Kings River Club. Qui i ragazzi avevano deciso di passare la serata.
L'incubo è iniziato quando 2 uomini di colore con cappellino e volto coperto dalla mascherina si sono avvicinati ai 4 giovani. Sotto la minaccia delle percosse, i 2 uomini hanno chiesto tutto il denaro che i ragazzi portavano in tasca. Uno dei 4 ragazzi, nel tentativo di ribellarsi, ha rimediato un pugno in pieno volto che lo ha fatto stramazzare al suolo. A quel punto il quartetto, impaurito per evitare il peggio, ha deciso di collaborare per mettere fine a quella violenza senza senso. I 2 aggressori, dopo aver racimolato 200 euro, si sono poi dileguati facendo perdere le loro tracce. Sul posto i carabinieri per raccogliere le prime testimonianze. Una rapina che va a sommarsi ad altri episodi di violenza accaduti nella costa veneziana, avvenimenti che mettono sempre più in allarme autorità e forze dell'ordine. Prima di tutto la solidarietà a questi ragazzi che sono venuti a Jesolo per divertirsi e hanno vissuto questo brutto episodio. Non tutte le persone che vengono qua vengono per fare vacanza o divertirsi, ma qualcun altro viene anche per delinquere, purtroppo. Io spero che questi ragazzi riescano a dare le indicazioni precise al carabinieri o alla polizia che ha fatto l'indagine, che quindi vengano sicuramente puniti in modo esemplare. Incidente nel primo pomeriggio di oggi tra un'auto e una moto a Spinea lungo via Miranese. Grave il motociclista 52enne che adesso si trova ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi, i rilievi sono affidati alla polizia locale. Da una prima ricostruzione pare che l'auto, condotta da un 65enne di Milano, abbia fatto inversione mentre da Spinea sopraggiungeva la moto. E incidente in tangenziale a Mestre che ha mandato in tilt per buona parte della mattinata il traffico in direzione Trieste. L'incidente ha interessato 2 mezzi pesanti, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco della vicina stazione, che hanno lavorato per alcune ore al fine di mettere in sicurezza il tratto. Lunghe le code in tangenziale che si sono formate subito dopo le 9:30, andando ad aggravare il traffico già intenso per le vacanze in direzione del litorale. È un vero e proprio terremoto quello che sta investendo Cinzia Zincone, provveditore alle opere pubbliche del Triveneto. Il Ministero, stando a voci sempre più diffuse, la starebbe per rimuovere dall'incarico. Non ho ricevuto alcun atto, sono sicura del mio lavoro. Queste le sue parole. Ho avuto questa notizia stamattina dalla stampa. E in realtà qualche voce era circolata ieri, ma io non ho ricevuto nulla, non ne conosco le motivazioni, non le immagino e quindi veramente non saprei che cosa dire. Quindi lei è la prima di fatto a essere stupita di tutto questo? Sì, sono stupita perché veramente non capisco che cosa stia succedendo. Perché qualcosa sta succedendo? Beh sì, non è chiaro dove, come e perché, però non credo che si possa finire in prima pagina sui giornali per una cosa totalmente inesistente, può darsi. Sono tanti gli interrogativi anche personali che stanno attanagliando Cinzia Zincone, provveditore alle opere pubbliche del Triveneto, nelle ore in cui si è diffusa la notizia di una sua imminente rimozione dall'incarico da parte del ministro Giovannini. Zincone è una delle figure chiave per il completamento del Mose, accanto a quella del commissario del consorzio Venezia Nuova Elisabetta Spitz, il cui ruolo era stato definito inutile dalla stessa Zincone in un'intervista non autorizzata dal Ministero. Dichiarazioni poco gradite ai piani alti, cui si somma un procedimento disciplinare in corso. Nel mirino ci sarebbe un pagamento alla ditta Clodia liquidato al 100%, quando le altre aziende in questa fase non ricevono più dell'80%. A confermare il procedimento è Zincone stessa, che però rivendica la correttezza del suo operato. C'è qualcosa in corso, ma comunque di natura riservata, però io sono tranquilla, nel senso che penso di aver fatto sempre il mio dovere. E grande attesa a Caorle per i fuochi di Ferragosto. Ritorna quindi l'appuntamento più atteso dell'estate con lo spettacolo pirotecnico, a cui invece tante località stanno rinunciando a causa del Covid. Massime le misure di sicurezza. Per accedere nell'area della Sacchetta, la caratteristica insenatura, occorrerà prenotarsi ed essere muniti di Green Pass. Obbligatorio poi l'uso della mascherina
L'appuntamento è quindi per domani sera dalle 22:30 sulla spiaggia di Levante, zona Santuario della Madonna dell'Angelo. Ed era questa l'ultima notizia per il TG di Venezia. Grazie per essere stati con noi. Come sempre vediamo le previsioni del tempo previste per le prossime ore. Arrivederci. Benvenuti al Meteo, le previsioni per sabato 14 agosto. Un'altra giornata di bel tempo sul Veneto con cielo sereno o poco nuvoloso, con clima ancora molto caldo e temperature in aumento da leggero a moderato. Complessivamente le temperature saranno sopra la media del periodo anche di molto e comprese tra i 16 e 23 gradi le minime, le massime tra 32 e 36 gradi. La situazione in Friuli Venezia Giulia. Cielo in genere sereno, sulla zona montana probabilmente poco nuvoloso al pomeriggio, con la possibilità di qualche isolato rovescio o temporale. Venti a regime di brezza. Anche qui sarà molto caldo, sulla costa anche nelle ore notturne. Le temperature minime saranno comprese tra i 21 e i 28 gradi, le massime tra 31 e 38 gradi. La situazione in Trentino Alto Adige. La giornata inizierà con cielo sereno e molto soleggiato. Di seguito la formazione di nubi cumuliformi provocherà isolati rovesci anche temporaleschi verso sera. Temperature minime tra 11 e 19 gradi, massime tra 29 e 35. Dal meteo è tutto. Arrivederci.